Buongiorno, bentrovati. Un ringraziamento particolare ai due presidenti degli ordini, sia del Veneto che del Friuli. È fatalità, oltre a pensare questo convegno in questa settimana della psicologia, l'hanno proprio organizzato in un momento importante specialmente per le professioni sanitarie della Regione del Veneto, perché siamo alla vigilia dell'approvazione del piano sociosanitario regionale 2019-2023, che vede proprio in questi giorni terminare le audizioni di tutti i soggetti interessati, poi arriverà in discussione in Consiglio regionale e penso che fra un mese, al massimo un mese e mezzo, andrà all'approvazione. Un passaggio fondamentale dopo la chiusura del penultimo piano sociosanitario, che lo aveva visto operativo dopo tanti anni che non veniva approvato nella Regione Veneto un piano sociosanitario. Ma permettetemi anche un ringraziamento ai relatori che mi hanno preceduto, perché sono stati interpreti di una storia importante, che è la storia del 1978. Io avevo preparato questa slide, ma vado veramente molto veloce. Come diceva prima la dottoressa Del Giudice, queste sono le 3 leggi che sono state le pietre miliari della sanità in Italia, che abbiamo ripreso questa mattina, sono state raccontate nella loro storia più vitale e devo dire che questo 1978 ha segnato proprio la rivoluzione culturale per la sanità e la salute in Italia. E siamo preoccupati, come diceva la dottoressa prima, perché i diritti non sono garantiti per sempre. E di questi giorni anche la grande apertura di discussione, ancora una volta, per quanto riguarda le donne della 194, noi ci auguriamo che la comunità, la collettività si muova e si apra il dibattito giusto, ma senza togliere tutto ciò che è stato conquistato fino adesso. Anche perché noi abbiamo il dettato 32 della Costituzione, al quale il quale deve rimanere sempre molto chiaro nella mente di tutti i cittadini italiani. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Queste 3 leggi fondamentali sono, ripeto, messe in discussione, riformate, aggiornate, però sono un punto di riferimento e un consenso per la stragrande maggioranza degli italiani. Dunque la salute, dicevamo, che è un bene sancito dalla Costituzione e pertanto per la sua tutela e la sua promozione numerosi ancora oggi sono i riferimenti normativi che sanciscono la modalità attraverso le quali il sistema nazionale eroga appunto i servizi. Però è anche fuori di dubbio che a 40 anni dalla sua istituzione il Servizio Sanitario Nazionale necessita di una manutenzione, anche perché deve far fronte ai nuovi cambiamenti, alla crescita economica, a tutti i cambiamenti sociali di finanziamento del sistema, oltre che anche far fronte ai nuovi bisogni dei cittadini. Ma è pur vero che a 8 anni dal 1978 a Ottawa è stata piantata un'altra pietra miliare importante per la tutela della salute. Si è parlato per la prima volta di promozione della salute nella prima conferenza internazionale nel 1986, dove sono state tracciate le linee guida per un'azione globale e concertata che aveva come obiettivo proprio il benessere psicofisico della persona. La Carta di Ottawa afferma che la salute è vista come una risorsa per la vita quotidiana, non è l'obiettivo del vivere, è un concetto positivo che valorizza le risorse personali, sociali, come pure le capacità fisiche. Quindi la promozione della salute non è una responsabilità esclusiva del settore sanitario, ma va al di là degli stili di vita e punta al benessere. Ed è da questo presupposto che dobbiamo partire
per continuare a dare significato a questi primi 40 anni. Di fatto la popolazione sta cambiando perché aumentano le malattie croniche, cambiano i bisogni, sono cambiate perfino le relazioni. Le competenze specialistiche e l'innovazione tecnologica stanno diventando pilastri su cui si basa il futuro dell'intero sistema sanitario. E quindi per le sfide future non si può prescindere dal coinvolgimento pieno di tutti i cittadini, poiché nonostante l'Italia sia fra i primi 4 paesi al mondo per la migliore sanità, la percezione nei cittadini rimane ancora oggi di insoddisfazione, specie per l'accessibilità ai servizi. Si parla di lunghe liste d'attesa, di coperture d'organico degli operatori sociosanitari e di episodi di malasanità. Quindi lo Stato, per poter garantire erogazione dei servizi equi e sostenibili, ha aggiornato e rivisto, come si diceva prima, tramite la PCM del 12 gennaio 2017, i livelli essenziali di assistenza, che indicano l'insieme di tutte le prestazioni, questa è proprio la definizione dei LEA, di tutte le prestazioni, servizi e attività che i cittadini hanno diritto a ottenere dal Servizio Sanitario Nazionale, allo scopo di garantire condizioni di uniformità a tutti e su tutto il territorio nazionale. Sono quindi detti appunto livelli essenziali in quanto racchiudono tutte le prestazioni e le attività che lo Stato ritiene così importanti da non poter essere negate ai cittadini. E per avere garanzie di questo ha messo nella legge ha strutturato una commissione e un comitato perché possano sorvegliare sull'effettiva attuazione dei livelli essenziali a livello centrale. I LEA quindi vanno applicati per garantire uniformità a tutti i cittadini e su tutto il territorio ed è qui che si gioca il loro valore e il loro significato. È vero anche però che le regioni a loro volta possono aggiungere delle prescrizioni sanitarie extra LEA, tornare indietro no, toglierne no, ma possono aggiungerle con il proprio bilancio, visto anche la riforma della Costituzione. I LEA quindi assicurano l'assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera. Questo sistema prevede che ci si prenda cura della persona in fase acuta in ospedale, nella sua quotidianità, all'interno della comunità, in tutti quei servizi che si occupano di promuovere la salute attraverso corretti stili di vita per garantire la continuità e l'integrazione nel passaggio al territorio attraverso la continuità dell'assistenza, che è garanzia di non sprecare quanto investito per la cura dalle risorse pubbliche. Ecco, permettetemi ora di fare un focus sulla Regione Veneto. Prima di tutto perché, ripeto, siamo alla vigilia dell'approvazione del piano, ma anche perché ci sono notizie proprio fresche di questi giorni rispetto all'applicazione dei LEA. Allora, il Veneto risulta la miglior regione italiana per la capacità di erogare i livelli essenziali di assistenza. Lo attesta il monitoraggio annuale effettuato dal Ministero della Salute, che ha valutato oltre 30 parametri di efficienza, ponendo il Veneto al primo posto con 209 punti totali, contro i 208 della Toscana, 207 del Piemonte, 205 dell'Emilia-Romagna e tutte le altre regioni valutate si sono attestate sotto la soglia dei 200 punti. Ma nonostante questi risultati positivi, i cittadini veneti ancora adesso non percepiscono delle inefficienze e insoddisfazioni palesate anche e vissute dai professionisti della salute. Ci siamo chiesti se queste percezioni possono essere lette anche alla luce del complesso percorso di riorganizzazione che è stato avviato nella Regione Veneto. Infatti, in poco tempo il territorio ha visto la riduzione delle aziende sociosanitarie da 22 a 9, accentrando anche in azienda zero acquisti e appalti con notevole risparmio, gestendo bene la spesa farmaceutica e soprattutto registrando il tasso di ospedalizzazione più basso in Italia. I territori delle nuove aziende ULSS coincidono con i territori provinciali.
tranne per il Vicentino, che è stato scorporato alla provincia di Vicenza nella ULSS Pedemontana, che comprende Schiottiene e Bassano, e quella di Vicenza, che prende l'Ovest Vicentino, e in più quella del Veneto orientale. Nonostante tutti questi cambiamenti, e uniche in Italia, le aziende sanitarie del Veneto mantengono le doppie S di sociosanitario, a dimostrazione, e questo è un valore aggiunto rispetto a tutto il resto dell'Italia, dell'integrazione sociosanitaria, che tiene conto anche della cooperazione sociale e del terzo settore che si integra con il pubblico tramite lo strumento delle convenzioni. Guai se dopo la legge Basaglia non ci fossero state nel nostro territorio tutte quelle associazioni, quelle cooperative sociali che hanno potuto gestire parte delle strutture dopo la chiusura dei manicomi, e ancora adesso sono parte integrante dei dipartimenti di salute mentale. Queste nostre aziende hanno anche mantenuto le conferenze dei sindaci che stanno nei confini delle ex ULSS attuali distretti sociosanitari, per cui le conferenze dei sindaci, i sindaci riescono ancora adesso a trovarsi e a proporre alle loro aziende mantenendo i livelli di autonomia del loro distretto. Poi con i loro rappresentanti si confrontano con i direttori generali che invece sono con gli ambiti provinciali. Strumento essenziale di tutta questa programmazione, ripeto, è il piano sociosanitario. Vi leggo 10 righe di presentazione della bozza di piano sociosanitario 2019-2023 che è stato licenziato dalla Giunta regionale ai primi di giugno e che adesso è al vaglio della Commissione. La premessa dice così: la persona al centro è uno degli slogan più frequenti delle politiche sanitarie e sociosanitarie introdotte in questi ultimi anni a livello nazionale e internazionale. Ma come concretamente è possibile porre il cittadino utente e contribuente al centro delle politiche per la promozione e lo sviluppo della salute individuale e collettiva? Il tentativo di rispondere a questa domanda ha guidato l'impostazione del nuovo piano per questo nuovo quinquennio. Per tale motivo, e questo è un passaggio interessante, il piano non si sviluppa come di consueto descrivendo servizi e responsabilità secondo le note strutture, ospedale, distretto, dipartimento di prevenzione e relative cure di specializzazione, ma cerca di evidenziare i diversi percorsi degli utenti in relazione alle principali tipologie di bisogni e domanda a cui i servizi per la salute si trovano a dover rispondere nell'attuale fase di transizione demografica, epidemiologica, sociale ed economica. Naturalmente i servizi sono presenti, ma vengono descritti in funzione dei bisogni dei cittadini sani, del percorso nascita, delle fasi acute e della cronicità. A tutta la programmazione proposta si è arrivati dopo l'applicazione di un sistema che per l'Italia è completamente nuovo, è un sistema detto ACG, con cui il Veneto si è appesato e stratificato per poter poi elaborare il piano sociosanitario, appesato e stratificato la popolazione valutando i costi e l'impatto delle patologie croniche per la nuova gestione, perché la nuova emergenza oggi sono le patologie croniche. Il Veneto dunque è stata la prima regione d'Italia che si è dotata di questa minuziosa mappatura di bisogni e di salute espressi dal territorio. Questo progetto, appunto denominato ACG, è stato approntato dall'Università di Baltimora. È un sistema di mappatura del territorio che riconosce la maggiore o minore concentrazione di malattie nei diversi luoghi geografici e su indicazione del vecchio piano è stata messa a punto questo sistema epidemiologico delle malattie delle persone, però non utilizzando l'ospedale come epicentro del sistema, perché di solito si accentra sull'ospedale, ma partendo dalla popolazione che sperimenta ormai la maggior parte dei propri percorsi di cura fuori dall'ospedale. E dunque questo piano è integrato non solo nel sociosanitario, ma integrato con tutte le componenti che facilitano, migliorano, promuovono la salute o rimuovono tutti quegli ostacoli che impediscono alla comunità di essere competente. In questo piano si parla di comunità competente,
una comunità ben organizzata, una comunità che possa usufruire correttamente dei servizi. Viene quindi evidenziato il quadro epidemiologico, l'invecchiamento della popolazione, un utilizzo delle risorse sempre più orientato, come dicevo prima, verso le patologie croniche che ormai rappresentano il 50% della popolazione. Il Veneto inoltre ha più del 20% sopra i 65 anni, per cui tutti i servizi in rete dovranno orientare le loro risorse per gestire attraverso strumenti nuovi e integrati la presa in carico di questi pazienti. Quindi le strategie devono essere da qui in avanti orientate sull'individuo, sulla collettività, sul sociale, sull'aspetto lavorativo, alimentare, ambientale e su tutta l'organizzazione della comunità. Gli strumenti più importanti per la gestione di questa nuova emergenza riguardano l'ospedale, l'assistenza territoriale e adesso il Dipartimento di Prevenzione, che sono i 3 pilastri dell'organizzazione sanitaria. Per quanto riguarda l'ospedale, che deve ovviamente pensare e dare risposte all'acuzia, adesso l'ospedale ha una nuova funzione, cioè dotarsi di tutti quegli strumenti che possono prevedere la presa in carico nel territorio, quindi la dimissione protetta. E per quanto riguarda, questo per quanto riguarda l'ospedale, per quanto riguarda il territorio, il piano invece dà molto valore alle forme associative dei medici di medicina generale. Medici di medicina generale nelle medicine di gruppo integrate che danno un servizio dalle 8 alle 20 alle persone insieme al personale di supporto, quello amministrativo ma soprattutto quello infermieristico, per mettere in atto un lavoro di rete tramite quegli strumenti che adesso vengono definiti PDTA, i percorsi che sono validati a livello internazionale per la presa in carico delle malattie croniche e soprattutto per sviluppare la medicina di iniziativa. Ecco, attraverso quello strumento che abbiamo chiamato prima CG, il piano si definisce proprio nei dettagli il significato di cronicità semplice, cronicità gestita e coordinata dell'equipe di medicina generale, ripeto in particolare dalle medicine integrate, che poi si relazionano direttamente nella dimissione del paziente con tutta quella rete territoriale che chiameremo ospedale di comunità, hospice o URT, l'unità riabilitativa territoriale. In particolare va poi privilegiata la domiciliarità e la gestione dei pazienti in fase terminale con la nuova rete delle cure palliative. Venendo a noi e alla nostra professione, come ci poniamo come psicologi in tutte queste nuove esperienze, in tutti questi servizi che riguardano la programmazione sanitaria? Allora, insieme con Laura Dal Corso del nostro Ordine degli Psicologi abbiamo fatto proprio una valutazione pensando a quanto le nostre professioni sono state valutate nei livelli essenziali, le nostre figure sono state valorizzate e messe appunto come importanti per l'erogazione dei servizi, ma abbiamo fatto anche un'analisi di quanto abbiamo fatto in questi ultimi anni che ci ha permesso di dare spunti per la programmazione sanitaria e trovare già alcune nuove fasi della nostra professione nel piano e quello che invece potrebbe venire anche in seguito. Allora, nei LEA ci troviamo già nei consultori familiari, nei centri di salute mentali, nei SERD, nella neuropsichiatria infantile, nelle cure palliative, nella disabilità. Ma negli extra LEA in che cosa abbiamo lavorato? Siamo stati capaci di proporre ai nostri servizi delle funzioni diverse, cogliendo quelle che sono le caratteristiche più attuali, i bisogni nuovi che emergono dalla nostra comunità. Io personalmente vi posso raccontare cosa mi è capitato e che poi ne è diventata la mia professione in 3 ambiti. Innanzitutto lavoro in un ospedale di 400 posti letto, l'ospedale di Sant'Orso, nella ULSS 7 Pedemontana. E devo dire che la figura dello psicologo
clinico ospedaliero non era mai stata contemplata nei livelli essenziali di assistenza, però il vecchio piano sociosanitario ci poneva per la prima volta fuori dai dipartimenti di salute mentale, ed è stata una conquista, perché lo psicologo ospedaliero deve avere la possibilità di cogliere in anticipo nei reparti, in seguito a malattie, a situazioni così di cure organiche, tutti quei sintomi, tutte quelle complessità che possono accadere, per evitare che poi possano raggiungere lo stato di patologia, ma soprattutto per limare le liste d'attesa ed evitare che poi i disturbi, se non trattati in anticipo, possano andare a chiedere appuntamenti nei servizi territoriali, laddove invece c'è sempre molta lista d'attesa. Vi leggo 2 righe di della bozza del nuovo piano sociosanitario, che riguarda appunto la psicologia clinica ospedaliera. Allora dice: in un'ottica di ascolto e ricerca del benessere globale del paziente, assume un ruolo centrale l'attività di assistenza psicologica ospedaliera per gli utenti nei processi di cura. Ciò permette di completare il disegno organizzativo già in atto all'interno dei presidi ospedalieri delle aziende sanitarie, in stretta sinergia con i servizi territoriali e in coerenza col raggiungimento di una diffusa integrazione psicologica dei percorsi assistenziali, che garantisca al contempo interdisciplinarità, umanizzazione e qualità delle cure. Uno specifico supporto psicologico nelle fasi di terminalità sarà assicurato ai pazienti e ai familiari, anche nei primi mesi successivi al decesso del paziente. Vedete che si apre un'ottica nuova. Noi garantiamo l'assistenza psicologica e il sostegno psicologico, anche la psicoterapia breve, a chi ha perso un proprio caro all'interno anche dei reparti di oncologia. Per sostenere queste attività sarà importante valorizzare le strutture di psicologia ospedaliera che lavoreranno con le direzioni sanitarie, con le direzioni mediche, al fine di garantire interventi a sostegno del benessere del personale ospedaliero e contribuire alla formazione psicologica del personale sanitario. Non è, voglio dire, è una conquista, e vederlo scritto per noi è motivo di orgoglio, tanto che la commissione che è all'Ordine degli Psicologi si è riunita per valutare le aree di tutto il piano e proporre gli emendamenti che poi Alessandro De Carlo ha portato nell'audizione della quinta commissione. Voglio dire, è un lavoro che abbiamo fatto in maniera molto appassionato, e che poi ha visto anche l'accoglienza da parte dei consiglieri regionali di questa nuova nostra proposta. Lavoro in ospedale dal 2012, e la Regione mi ha affidato, insieme con il Dipartimento di Psicologia Applicata dell'Università di Padova, un servizio che allora si era reso necessario, in quanto, sapete, il Veneto ha avuto, in seguito alla crisi economica, moltissimi suicidi di imprenditori. Nel 2012, soprattutto 2013 e 2014, ci siamo occupati di loro, un team di 12 psicologi che rispondono H24 7 giorni su 7 a un numero verde voluto dalla Regione, e per ogni territorio un collega si occupa delle persone che chiamano da quel territorio. Ma nel tempo ci siamo dovuti occupare anche di tutte le persone che sono state truffate dalle 2 banche venete, dalla Popolare di Vicenza e da Veneto Banca. Migliaia di persone che da un giorno all'altro sono rimasti senza risorse economiche, che si sono trovate con i sintomi classici della depressione reattiva. E anche lì abbiamo avuto modo di lavorare tantissimo. Ma questo servizio, che si chiama inoltre, ripeto, H24 7 giorni su 7 con questo numero verde, adesso sta ricevendo chiamate per tutti quelli che hanno crisi reattive a un cambiamento che nella propria vita in qualche modo di solito creano momenti di sconforto. Questo è un servizio che poi il governatore Zaia ha finanziato fino a tutto il suo mandato amministrativo, fino a tutto il 2020,
e lo stiamo adesso di nuovo ripromuovendo perché le richieste del territorio sono moltissime, però sempre a fianco di tutti gli altri servizi, rimanendo in rete e lavorando con la rete. Non sono lavori che facciamo da soli, ma lo facciamo insieme con tutti gli altri servizi. E poi nel 2013 la Regione ha voluto sperimentare anche lo psicologo di base. Lo psicologo al fianco del medico di medicina generale nelle medicine integrate. È stata fatta questa sperimentazione in 2 medicine di gruppo integrata, anche lì l'obiettivo era di saper cogliere in anticipo i segni di malesseri che possono nascere da qualsiasi problema durante il ciclo di vita. Nonostante la sperimentazione sia andata bene, i risultati sono stati ottimi, sono diminuite le liste d'attesa nei servizi territoriali, ci sono stati pochi accessi ai pronto soccorsi, perfino le prescrizioni di psicofarmaci sono diminuite, la Regione o comunque i tecnici non hanno trovato il giusto finanziamento economico, perché comunque gli psicologi non possono continuare, ma soprattutto i giovani, a proporsi nuovi progetti, a fare volontariato, ma so che il nostro Presidente dell'Ordine si sta già prodigando per lavorare con l'Ordine dei Medici per trovare all'interno delle medicine di gruppo integrate la giusta formula economica, perché al fianco degli infermieri ci sia anche uno psicologo che possa lavorare con loro e possa vedere la persona a 360 gradi senza guardare soltanto ai sintomi fisici. Ecco. Quindi queste sono le sperimentazioni che sono state fatte. Abbiamo anche l'affiancamento per le coppie che chiedono la procreazione medicalmente assistita. E siamo convinti che un sistema sanitario riuscirà ad essere efficace se nell'organizzazione si sapranno cogliere gli aspetti del cambiamento e le risorse potranno essere riviste, modificate e girate sui bisogni di attualità, pur rimanendo nella cornice dei LEA. Siamo chiamati a lavorare in team a fianco di altri professionisti per la promozione della salute. Abbiamo quindi esperienze, e ve lo posso raccontare personalmente, di far parte dei gruppi che mettono a punto i nuovi PDTA per le malattie croniche. Ne abbiamo appena approvato uno per la mammella, il cancro sulla mammella e quello della prostata. Quindi abbiamo delineato l'origine, articolazioni, condiviso proposte in cui promuoviamo le nostre competenze, ma nel contempo diventa fondamentale il riconoscimento reciproco fra professionisti della salute e pazienti, attraverso azioni di informazione e comunicazione che sono volte a migliorare la loro consapevolezza e l'empowerment sui temi relativi a salute e malattia. Ciò potrà consentire anche di migliorare la capacità di prendere decisioni appropriate e di usare al meglio le informazioni sanitarie. Ecco, tutto questo lo dobbiamo a chi 40 anni fa, Basaglia, Anselmi e moltissimi altri hanno lavorato, hanno avuto questa grandissima lungimiranza e ci hanno fatto questo grande regalo per migliorare appunto la sanità per la nostra Italia. Noi dobbiamo essere in grado di raccogliere, a me ormai mancano pochi anni alla pensione, ma soprattutto a voi giovani, raccogliete questa eredità perché è vero, come diceva prima la dottoressa Dal Giudice, i diritti conquistati non sono garantiti per sempre, ci dobbiamo proprio impegnare. E adesso passo la parola ad Alessandro, al Presidente dell'Ordine, per la relazione sul nuovo assetto per la professione dello psicologo, che a pieno titolo, anche grazie al suo contributo con la Ministra Lorenzin, è entrato nelle professioni sanitarie. Grazie.